Karin torna a casa. La luce del crepuscolo illumina i suoi passi. Una ragazza timida e molto sensibile che vive in un mondo tutto suo. I suoi genitori non ci sono, sempre in giro per lavoro. Lei è sola, con le sue insicurezze. Molto spesso si addormenta sui libri. E sogna un principe di terre lontane. Jace, il principe di un regno in pericolo, un grande guerriero. Finché un giorno... Questo è il ciondo della luce, è la porta verso un altro mondo. Avine, cura. Tu sei la prescelta. La prescelta? Ne è sicuro? Sta brillando! Quel ciondolo la porta nel mondo tanto sognato. Ma dove sono capitata? Un mondo completamente diverso dal nostro, governato dalla magia e popolato da creature fantastiche. Principe Jace, proteggerete la prescelta. Cavalcherete verso nord, attraverso i boschi. Ci accamperemo qui per la notte. Il principe deve proteggerla lungo il difficile viaggio, fin quando tra i due sboccia un grande amore. Il viaggio di Jace e Karin prosegue. Al loro fianco altri valorosi eroi, pronti a difendere la prescelta. Ma sei sicuro di farcela da solo? No, ce la faremo tutti assieme. Sono sicura che riusciremo a sconfiggere Zalgan. Per scoprire come salvare il regno è necessario raggiungere l'oracolo, ma l'esercito oscuro è sempre in agguato. Il loro capo, Zalgan, li sta osservando. Il ciondolo della luce. Presto la favola prenderà